Ragazzi, andiamo avanti e giochiamoci un'altra partitozza. Bam, 10 minuti. Basteranno? Non bastano più. Tutti spagnoli, ragazzi. Stasera sono todo spagnol. Gambetto di re contro gambetto di re. Stamattina errore Madornales. Errore Madornales. Dovreste sconoscere il controgambettos de re se giochi ai gambettos. Stavo dicendo che non ho... che spettacolo. Attenzione che c'era una variante dove la donna era quasi in trappola. C'è una variante di questa dove la donna nera è quasi in trappola e bisognava fare una roba per tirarla fuori, ma non credo sia questa, perché adesso ho anche Alfiere H3 che va molto bene, quindi la farò subito. Attenzione, aspetta Chris, tanto hai fretta. Alfiere H3, cavallo di 2, tocca alla donna, donna in H2. E poi come la tiro fuori la donna da lì se metto alfiere in H3, oppure semplicemente alfiere H3, cavallo, alfiere per, cavallo per, donna in E4. Va bene, cambiamo un pezzo e sono felice. Sono felice. Da quanto sei su Twitch? Pochissimo, cioè in realtà ho aperto il canale l'anno scorso, ma ho fatto poche live. Diciamo che sono poco continuativo. Perché comunque, ragazzi, ci vuole un sacco di tempo fra gestire tutta la parte matto scacchiana e l'accademia di matto scacco, molto importante. Non posso sottrargli troppo tempo. Ok, il mio avversario, raga, se si ritira voglio 50 euro qui così. Non si è ritirato, ma prenderà il matto a breve. Vado di donna, re qui, o di alfiere. D'alfiere è un po' più infame, però in realtà non bisogna fare i fighi in questo momento, bisogna concretizzare. Cambio le donne, probabilmente quello che farò. Oppure questa. Ma io cambio le donne. Perché tanto mi mette lui la donna davanti, quindi tanto vale. C'è un alfiere in pericolo e adesso scacco, guadagno di tempo e si va per giocare questa su C3 a Rocco lungo. Questo pedone qui da solo, vabbè, una volta che ci sarà la torre mi piacerebbe aprire la posizione ed è quello che farò. Però mi piacerebbe anche arroccare prima ed è quello che farò. Vabbè dai, arrocchiamo prima, va bene. Facciamo quelli di Sani. No! Vedi quanto son piccio. Vedi quanto son piccio. Vabbè dai, arrocchiamo. Quelli ordinati del punteggio perché almeno uno si basa sui gesto per trovare l'avversario di forza 6, lo riolo tranquillamente e lascio tutto più sudare. Normalmente non devi cancellare e rimettere il posto. Per cui dimmi va benissimo. Modelli, perfetto. Allora dopo guardo sull'agenda, Federico. Ottimo. Ragazzi, Federico è 2000 su chess, un giocatore veramente forte. Un giocatore che non vorreste incontrare sul vostro cammino. Questa e questa. E abbiamo progettato una partita per mercoledì a tempo lungo, perché ha un torneo. F6, pedone per cavallo, a parte potrei darti anche, con tanto vantaggio che ho, potrei darti anche la torre, ed è quello che farò per evitarmi i casini. Oppure lascio che tu mi prendi qui. Sì, va bene.
Tieniti i cavalli che io mi tengo gli alfieri e poi vediamo chi è più forte. Va bene. Ho paura solo che questo cavallo da qui che sia in trappola. Forse... Beh, meglio che hai giocato così. Meglio. Chi è che si è trecentizzato? Non ho fatto in tempo a leggerlo. Un torneo dal vivo. Va bene, siamo pari. Siamo pari e va bene così. E va bene così. Non lo so, un torneo dalle sue parti. Attenzione che c'è il doppio. Questi due cavalli. A meno che uno non mi inizi a creare problemi. Tipo così e così. Però su questa arriverà questa. A parte che te lo cambio con l'alfiere. Va bene. Va bene. Va bene, questo spagnolo sta facendo un po' di errorini. E quindi ci sta rendendo il compito più facile. Ok, c'è anche questa che è molto bella. Scacco. A parte che questo cavallo è in trappola. Quindi prima mi pappo questo e poi in tutta calma mi pappo quello in H. Ah. Allora niente, mi pappo questo, tanto questo è inchiodato e ora mi pappo anche questo. Bene, vedete come è un po'... dipende anche poi dalle situazioni, dallo stress. Avete visto prima quel giocatore da 1000 punti, giocava velocissimo, non commetteva un errore neanche a pagarlo oro, e questo qui ha commesso un sacco di errori anche, diciamo così, banali, eppure c'ha 100 punti in più rispetto a quello che ha giocato a 1000. Quindi ci sono tantissimi fattori ovviamente che sono da prendersi in considerazione, o che il giocatore di prima valeva di più, quindi era un attimino sceso, magari questo giocatore stava giocando da tanto tempo e quindi aveva un attimino qualche svarione. Gli scacchi è veramente un gioco tanto, tanto psicologico. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!